Presidente Mariella Antinoro, oggi Lions Club qui al Niccolò Gallo per diffondere l'idea della donazione, presenti anche numerosi sindaci, un'iniziativa importante. Oggi il club Lions e Leo della zona 26 del distretto 108 YB Sicilia, Agrigento Aosta, Agrigento Chiaramonte, Zolfare, Agrigento Valle dei Templi e i giovani Leo di Agrigento Aosta incontreranno i ragazzi dell'Istituto Gallo e dell'Istituto Sciascia con la collaborazione di rappresentanti AIDO e con la presenza dei sindaci, perché è importante la scelta in comune per diffondere la cultura della donazione degli organi. Siamo tutti uniti per rispettare anche il motto che ci ha donato il nostro governatore Maurizio Gibilaro, noi tutti insieme per servire, e oggi siamo tutti insieme uniti per servire. Oggi un'iniziativa importante organizzata dai Lions che vede la partecipazione di diversi istituti, tra cui quelli del Niccolò Gallo, per diffondere la donazione degli organi. Ecco quanto è importante e qual è anche la vostra azione del territorio, Presidente, anche a livello regionale ovviamente. Buongiorno, attualmente in Sicilia c'è ancora tanto da fare perché purtroppo la cultura della donazione degli organi utile al trapianto terapeutico è ancora molto sottovalutata. Noi sappiamo benissimo che continuare l'opera di sensibilizzazione e di informazione nel territorio è e deve essere capillare, perché noi possiamo dare la vita a molti pazienti in lista d'attesa. A proposito di ciò volevo dire questo, che dobbiamo riflettere sui numeri. 9.000 pazienti in lista d'attesa aspettano uno o più organi per poter tornare ad una vita perlomeno dignitosa. Noi volontari possiamo fare molto con l'informazione nelle piazze, con l'informazione nelle scuole, continuando con una capillare informazione affinché la gente senta più parlare di cultura della donazione, si approcci al problema e riesca a dire sì, un sì che è un percorso, una scelta consapevole per fare in modo che dalla nostra morte altre vite possano tornare a vivere. Quindi la considero un fenomeno sociale e civile, perché non mi pare giusto che la gente non possa salvare altre persone in punto di morte, perché il concetto di AIDO è proprio questo: dare la vita e fare rinascere una speranza quando speranza non ce n'è più. I consigli che un professionista medico dà ai ragazzi per donare. L'atto della donazione è un atto di grande generosità che caratterizza l'uomo, caratterizza il buon cristiano, caratterizza l'uomo impegnato, laico, che non professa anche nessuna fede religiosa. È un atto di generosità che garantisce tutti, è un atto di grande solidarietà ed è un atto che va svolto da parte di tutti, perché solo così siamo in condizioni di dare un contributo importante alla tutela della salute pubblica e di tanti cittadini, di tante persone che si trovano in uno stato di grande bisogno. Quindi io dico un invito a donare, sapendo che donare oggi nel nostro ordinamento avviene in maniera assolutamente sicura. Io mi occupo in particolare di diagnostica di secondo livello nell'accertamento di morte cerebrale per tutti quei pazienti che non possono essere valutati con le metodiche ordinarie, e vi posso garantire che i sistemi di diagnostica strumentale oggi disponibili garantiscono con assoluta certezza la certificazione dello stato di morte dell'individuo. Quindi non abbiate paura, siate certi che quando si procede al prelievo di organi si procede con il rispetto della norma e nessun paziente vivo subirà mai un prelievo di organi, tranne che per quei casi di pazienti che
in maniera spontanea e in casi specifici, penso ad esempio alla donazione di reni o alla donazione anche di porzioni di fegato, quindi in maniera consapevole decidono di fare questa scelta. Oggi un'iniziativa da parte dell'Lions e degli Auto, un invito alla donazione e anche la presenza dei sindaci è importante, perché nel momento in cui si emettono le carte d'identità i ragazzi devono fare la loro dichiarazione per la donazione. Sì, è importantissimo quello che oggi l'Lions sta proponendo, la donazione è fondamentale, con la donazione degli organi e ognuno di noi ha tanti organi da donare, si ridà la vita a altri soggetti, specialmente quando si tratta o un trapianto di cuore, o un trapianto di rene, o un trapianto di fegato. È fondamentale quello che si sta inculcando ai nostri giovani, è importante anche quello che dicevi anche tu poco fa, metterlo sulla carta d'identità. Questo è un compito che le istituzioni pubbliche come l'amministrazione comunale si deve impegnare, quindi spero che tutto vada per il meglio.